Da quasi 150 anni Piazza Bra è casa sua. I primi problemi nel 2023, dove, sembra a causa del grande caldo, una delle braccia di questo imponente cipresso secolare ha iniziato a destare l'interesse e quest'anno anche la preoccupazione di cittadini e addetti ai lavori. Comune, sovrintendenza e AMIA i protagonisti scesi in campo. Sono ben 20 i pali gettati nel terreno e consolidati con una gettata di calcestruzzo a sorreggere l'imponenza di 19 metri di altezza e 16 tonnellate stimate dell'albero. Innanzitutto la prima valutazione è stata quella di mettere in sicurezza l'albero, cioè prima transennare l'area affinché nessuno si faccia male in caso di caduta. La seconda la messa in sicurezza attraverso una gru che sostiene l'albero per la sicurezza di tutti gli operatori che dovevano lavorarci sotto. La fune è stata installata da terra, quindi non abbiamo dovuto salire per installarla, e questa è una cosa molto importante perché nella gestione del rischio è fondamentale in questi casi. L'incognita è legata, a questioni topografiche, nel senso siamo in Piazza Bra, adesso abbiamo il monumento più importante della città che è l'Arena. Bisogna pensare che in epoca romana di fronte all'Arena, oltre una strada, c'era un quartiere residenziale, per cui domus, case di pregio, poi oltretutto perché appunto siamo al centro, siamo proprio al centro della città, e effettivamente a partire dal secolo scorso sono stati fatti tutta una serie di ritrovamenti. Ogni volta che si faceva un buco in Piazza Bra venivano fuori i resti di queste domus, anche di pregio, tipo ad esempio il mosaico di Dioniso quando sono stati scavati, quando sono stati realizzati i bagni, tutta un'altra serie di ritrovamenti anche molto recenti, per cui l'incognita c'era. Fortunatamente invece con lo scavo ci siamo resi conto che nelle epoche successive, a partire dal Medioevo, c'è stata in questa zona una grande attività di spianamento per la realizzazione della piazza attuale, sostanzialmente, no? Un po' alla volta, che ha comportato l'asportazione di tutte le strutture romane, almeno in questo punto, per cui non sono state rinvenute sostanzialmente. Siamo riusciti a chiudere l'intervento appunto in 9 giorni, tempi record. È stata realizzata la struttura progettata dall'ingegnere, 3 funi che vanno ad ancorare l'albero per sostenerlo. Questa struttura sarà una struttura definitiva che rimarrà per tutta la durata di vita dell'albero. L'albero sarà monitorato nei prossimi anni, sia dal punto di vista della struttura stessa ma anche dal punto di vista fisiologico, perché ovviamente l'albero subirà una serie di adattamenti legati proprio alla presenza della struttura.